Benvenuti, buon pomeriggio a tutti. Benvenuti alla seconda parte di questa giornata dedicata alla S3, al processo di aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente. Buongiorno Lidia. Buongiorno. Aspettiamo che si sistemino un po' le postazioni. Buongiorno. Mentre vi collegate, do la parola a Lorenzo D'Andrea di Foxin, se vuoi darci qualche suggerimento, ma penso che siamo un po' gli stessi di questa mattina, ma se c'è qualche accorgimento siamo in tempo intanto che si avviano le connessioni. Certo, volentieri. Gli accorgimenti in realtà sono molto semplici. Vi chiederemo di tenere il microfono spento mentre parlano i vari relatori. Poi a fine di tutte quante le presentazioni ci sarà sicuramente un momento di discussione, quindi se avete voglia di fare le domande potete farlo sia appunto intervenendo verbalmente, sia anche scrivendo nella chat da cui vi ho appena dato il benvenuto. E possibilmente magari cerchiamo di tenere il video attivo per vederci tutti quanti, anche se virtualmente, e anche di rinominare la propria postazione. Per farlo è molto semplice, basta andare sulla propria immagine con il mouse, compaiono 3 puntini. Se si clicca su quei 3 puntini si apre un menu a tendina in cui c'è anche il tasto rinomina. Per rinominarsi basta mettere nome e cognome e magari l'azienda o l'ente di provenienza, niente di più. Quindi scriveteci pure in chat se avete qualsiasi problema tecnico, io sono qua per questo. Grazie Lorenzo. Allora, ricordiamo che siamo all'interno di un percorso di aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente, che è una strategia che è stata già molto importante nell'attuale programmazione comunitaria, in quanto, per darvi solo un esempio, sul FESR più di 114 milioni di euro sono stati investiti su progetti che riguardano direttamente o indirettamente la S3, con un effetto leva di 285 milioni di investimenti e più di 1400 assunzioni legate. Nella prossima programmazione 21-27 la S3 sorreggerà non solo le politiche sull'innovazione e la competitività, ma anche il tema della digitalizzazione e dello sviluppo delle competenze in modo ancora più marcato rispetto all'attuale. Quindi vi ringraziamo per essere partecipi numerosi a questo incontro che vuole aprire a tutti la conoscenza su quali sono i contenuti che sono in fase di elaborazione dai gruppi di lavoro che abbiamo incaricato come Regione, Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa insieme ad Area di Ricerca di portare avanti per blocchi, diciamo, i ragionamenti sulla necessità di aggiornamento. Sapete che c'è stato un questionario aperto nel mese scorso, dal 21 ottobre al 20 novembre, abbiamo ricevuto 161 risposte. A Fabio Morea, in sostituzione del direttore Casaleggi, che si scusa, purtroppo non può essere presente, quindi Fabio Morea ne farà le veci come responsabile dell'ufficio studi di Area di Ricerca, il compito di raccontarci i risultati di questo questionario. Prego Fabio, apri il microfono. Apro il microfono, aspetto la prima slide. Eccomi, mi sentite? Sì. Sì, ci siamo. Allora, vabbè. Allora, grazie Lidia per l'introduzione. Partiamo subito dai risultati del questionario, quindi che come vi è stato detto è stato aperto per un mese ed è un questionario che ha accompagnato in parallelo l'attività dei gruppi di lavoro. Solo una parola sul perché in parallelo, perché evidentemente i gruppi di lavoro, per quanto ampi e compositi, potrebbero non aver incluso proprio tutti quelli che avevano qualcosa da dire e potrebbero anche quindi ci potrebbero essere quindi anche delle altre voci. Andando a vedere le 161 risposte che sono arrivate, in realtà ce ne sono molte che vengono comunque da persone che sono già parte alcune che sono già parte dei gruppi di lavoro, altre che lavorano all'interno di organizzazioni che sono rappresentate nei gruppi di lavoro e altre che arrivano in maniera così non riconoscibile o non dichiarata, che sono quindi cittadini comuni che per qualche motivo sono interessati alla S3. Andiamo pure avanti con la slide successiva. Quindi gli obiettivi del questionario sono quelli di raccogliere pareri, commenti e proposte relativi sia al passato sia al futuro. Per passato intendo le priorità metodologiche
definite per il periodo 14-20 e le traiettorie di sviluppo definite per quel periodo e aggiornate recentemente a fine 2019. C'è poi tutta una parte che riguarda le nuove traiettorie di sviluppo per il periodo 21-27, orientate quindi agli 8 gruppi di lavoro. Andiamo pure avanti. Io immagino che molti di voi siano già interessati al percorso dell'S3 da qualche tempo e quindi abbiano già visto e magari anche risposto a questo questionario. Non tutti evidentemente, perché abbiamo 160 risposte, stamattina c'erano più di 190 persone connesse, quindi qualcuno magari l'ha visto e non l'ha completato. Per quanto riguarda le priorità metodologiche, quindi quelle 4 affermazioni indicate all'interno dell'S3 che ne guidano poi, le danno il senso, le guidano lo sviluppo, troviamo una sostanziale conferma. La domanda è stata posta nei termini che vedete qui sotto: la priorità è ancora attuale, dovrebbe essere inserita per il periodo 21-27. Se guardate nel grafico a destra, in blu e in verde troviamo le risposte positive, completamente d'accordo, sono assolutamente attorno al 90%, quindi una sostanziale conferma della bontà delle priorità metodologiche. Procediamo pure con la successiva. Non solo una conferma, ma anche un'interessante raccolta di proposte. Cioè ci sono una cinquantina di rispondenti hanno dedicato del tempo a commentare, approfondire e fare ulteriori proposte di miglioramento di queste priorità o addirittura di nuove traiettorie. Quindi andiamo pure avanti. Questo testimonia una notevole vivacità del pubblico che ha risposto a questo questionario, che era un questionario abbastanza lungo e articolato. Sono arrivati numerosi commenti. Qui, come vedete, i commenti sono divisi in 6 categorie che corrispondono alle 6 aree di specializzazione della programmazione attualmente in chiusura. La quantità di risposte che sono arrivate varia notevolmente, dalle oltre 40 che sono arrivate per cultura, creatività e turismo alle circa 8 che sono arrivate per tecnologie marittime. Questi numeri in realtà sono da interpretare con attenzione e testimoniano ad esempio l'interesse e la vivacità del tema, ma anche il fatto che il gruppo di lavoro, faccio l'esempio di tecnologie marittime, avesse già in quel momento attivato altri sistemi di sondaggio, altri sistemi di consultazione diretta o di tavoli di lavoro, e quindi ha suscitato meno interesse al questionario generale e più interesse magari al questionario specifico del singolo gruppo. Andiamo pure avanti. Se prima abbiamo visto 6 gruppi di commento, le traiettorie invece sono rivolte agli 8 gruppi di lavoro attuali. Quindi trovate anche qui ambiente dell'energia, trovate turismo distinto da cultura e creatività, trovate per le nuove traiettorie comunque una notevole vivacità, ma una suddivisione in 8 parti. Andiamo pure avanti alla successiva con le valutazioni. 4 traiettorie. Per ciascuna di queste traiettorie è stata richiesta una valutazione da 1 a 4, dal per niente d'accordo al completamente d'accordo, e vi presentiamo qui in piccolo il dettaglio dei risultati che potrete vedere online dal link che vi lascio alla fine, ma vi presento la sintesi: 3,4 come voto medio, quindi una buona conferma, un'ottima conferma dell'attualità delle traiettorie agroalimentari, con 26 proposte di nuove traiettorie, 12 commenti e 13 commenti relativi alla formazione. Andiamo pure avanti, le scorriamo un po' tutte. Quindi se l'agroalimentare è appunto oltre il 3,5, anche la metalmeccanica si conferma a 3,52 come media, e con una delle traiettorie addirittura al 77% di completamente d'accordo, quindi di gradimento. Sono traiettorie ancora attuali che andranno ovviamente, come abbiamo sentito stamattina, riceveranno ulteriori proposte di rimodulazione, ma andranno sostanzialmente a trovare una conferma. E proseguiamo. Sistema casa, anche sistema casa trova un buon tasso di approvazione da parte dei 160 rispondenti. In realtà dei rispondenti non tutti sono stati obbligati a rispondere a tutte le traiettorie, volevo solo puntualizzare questo. Il numero di risposte per ogni traiettoria dipendeva dal fatto che ciascun rispondente poteva decidere o dichiararsi interessato a un determinato tema e quindi approfondirlo.
quindi anche Sistema Casa sostanzialmente conferma le sue traiettorie. Tecnologie marittime, come vi dicevo, è quella che riceve meno proposte, quindi un po' meno positive, ma comunque positive. Andiamo all'ultima, che è quella del cultura, creatività, no scusate, c'è ancora Smart Health. Smart Health è stata particolarmente attiva in termini di proposte e commenti. Le sue 4 traiettorie hanno ricevuto comunque in media 3,24, quindi 3,24 su 4 punti totali, quindi un buon livello di accordo e di approvazione, ma 41 proposte di novità, cosa che si è visto anche stamattina corrisponde poi a quello che è avvenuto nel gruppo di lavoro fisico. Cultura, creatività e turismo invece è quella che registra il voto medio più basso, 2,65, come vedete dai colori nella figura in piccolo, i colori arancione, rosso e grigio sono rispettivamente per niente d'accordo, poco d'accordo e non so. In questo caso c'è evidentemente un dibattito più intenso, ci sono più persone che hanno valutato magari negativamente una o più delle traiettorie esistenti o che hanno ritenuto di non esprimersi su queste traiettorie. 44 proposte di nuove traiettorie ci dicono che appunto c'è un vivacissimo dibattito in corso, testimoniato anche dal fatto che a cultura, creatività e turismo della precedente programmazione corrispondono 2 gruppi di lavoro distinti che stanno appunto lavorando oggi, che sentiremo più tardi. Andiamo avanti. Ecco, concludo dicendovi semplicemente che tutti questi risultati che qui ho riassunto in maniera estremamente sintetica per lasciare più tempo e più spazio ai prossimi relatori, sono disponibili online con questo QR code se volete fotografarlo al volo, oppure ovviamente vi verrà messo a disposizione con le slide, con la documentazione di questo seminario. E sono disponibili tutti i risultati, che sono a disposizione anche ovviamente dei gruppi di lavoro, dei loro coordinatori, in modo che possano far tesoro e integrare ciò che le persone dicono appunto all'interno dei gruppi e ciò che le stesse o altre persone hanno detto poi nell'ambito di questo questionario generale. Quindi ascolterò molto volentieri i commenti di approfondimento dei coordinatori. Grazie. Grazie a Fabio Morea, responsabile dell'Ufficio Studi di Area di Ricerca. Abbiamo fatto veramente una carrellata super sintetica, perché sappiate che avrete a disposizione non solo le slide e i risultati del questionario, ma anche i report che sono stati curati da agenzie insieme a Area, insieme alle strutture coordinatrici, che hanno suddiviso tutti i temi, dando questi report ai gruppi di lavoro, proprio in modo da creare una circolarità di tutto quello che entra nel processo, anche dal singolo cittadino verso i gruppi di lavoro. Quindi tutti questi materiali saranno anche a vostra disposizione. La parola adesso alla collega, la dottoressa Magda Uliana, direttrice centrale delle attività produttive. Ricordiamo che la Direzione Centrale Attività Produttive è una delle 2 strutture coordinatrici della S3 a livello regionale, quindi a lei la parola per riportarci dentro a questo processo, ricostruendo il tassello che oggi percorriamo, che è quello della scoperta imprenditoriale. Buongiorno a tutti, grazie alla dottoressa Vernet, ma io farò un intervento, diciamo, che è volto soprattutto ad indicare in maniera diciamo sintetica quello che per me è l'espressione aggiornamento. Il titolo della giornata di oggi è proprio questo: verso l'aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente. Ora, non ho partecipato all'avvio del percorso sulla strategia di specializzazione intelligente, tant'è che, come dire, vivo anche nella mia, diciamo così, nei confronti che ci sono stati su questi temi, questa situazione come un po', come dire, una menomazione conoscitiva di cos'è effettivamente la strategia di specializzazione intelligente e quindi appunto in che termini può essere aggiornata. Sicuramente però credo di avere abbastanza chiaro che rispetto a questa espressione
che sembra, diciamo così, unificare appunto una traiettoria, una linea di sviluppo sostanzialmente del sistema economico e territoriale in genere. Quello che che mi sembra fondamentale sottolineare invece è come l'espressione centrale a me sembri essere in qualche modo sempre quella di impresa. Cioè, nelle discussioni che ci sono state anche, come dire, in quest'ultimo periodo, prima dell'avvio dei lavori dei gruppi, secondo me, proprio forse per, diciamo, il significato vero proprio dell'espressione che ho cercato di inseguire in più occasioni, e mi sono trovata alla fine proprio a ragionare sul fatto che qui esiste un solo, tra virgolette, soggetto, che è l'impresa e la sua evoluzione. Evoluzione ovviamente che passa attraverso quelli che sono le espressioni che nei gruppi di lavoro effettivamente vengono declinate e sviluppate, cioè attraverso ovviamente la digitalizzazione, l'innovazione dei processi, delle modalità di lavoro, insomma l'innovazione in generale, e ovviamente poi su dei tematismi che sono, nel caso dei lavori di questo pomeriggio, legati al mondo del turismo, della cultura e della creatività, all'ambiente, all'energia e alla tecnologia per gli ambienti di vita. Credo proprio che per quanto riguarda in particolare quest'ultimo settore, che in realtà è il primo su cui interverrà poi il dottor Piemonte, noi possiamo avere una rappresentazione più evidente di quello che significa, diciamo così, l'evoluzione, il dato dell'innovazione, perché proprio nelle modalità degli ambienti di vita che sono così cambiati negli ultimi tempi, direi in questi ultimi anni, e in termini, diciamo, progressivi, cambiano costantemente. Possiamo verificare chiaramente quello che sta succedendo in questo momento in cui la pandemia ha portato ad una rivalutazione complessiva proprio della modalità di svolgimento della prestazione di lavoro in qualunque contesto. Il fatto stesso che diciamo stiamo passando da un dato per cui la presenza fisica in un luogo esclusivamente dedicato al lavoro, che era assolutamente la base, diciamo, l'ordinario, la situazione, diciamo, tradizionale, assolutamente grandemente maggioritaria, ci porta invece, cioè viene in questo momento, è stata sostituita quasi improvvisamente, ovvero improvvisamente, ma scusate, forse quasi, non so se definitivamente, ecco questo volevo dire, da contesti completamente diversi, da contesti in cui, diciamo, l'ambiente di lavoro diventa l'ambiente di casa, diventa un ambiente di lavoro non più esclusivo con il gruppo di appartenenza ma una situazione di co-working, insomma, tutte quelle, diciamo, quegli istituti che sono nati e hanno, diciamo, e stanno caratterizzando un modo nuovo di intendere proprio gli ambienti di vita, il modo di stare, diciamo, nell'ambiente, quindi in un ambiente più sostenibile, in un ambiente appunto che ha diciamo così, multifunzioni, eccetera. Quindi l'aggiornamento credo che vada inteso come capacità di portare al centro del nuovo modo di essere impresa quello che di individuare appunto delle novità di processo di lavoro che però vedono, ripeto, il lavoro sempre al centro. Quindi non tanto diciamo, l'idea del lavoro, eccetera, ma proprio il lavoro, il fare impresa come assolutamente centrale. E in questo l'aggiornamento dell'S3 io lo interpreto come aggiornamento della modalità di essere della pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione che in qualche modo fino ad ora nel sostenere i processi del cambiamento e nel sostenere l'economia ha sempre, diciamo così, utilizzato diciamo così, una metodologia, un sistema di regole basato sulla concessione del contributo,
basato sul procedimento e diciamo che si trova anche qui negli ultimi anni con istituti nuovi diciamo, ad avere un rapporto, tra virgolette, maggiormente, mettiamola così, di accompagnamento paritario con i soggetti, quindi in qualche modo di accordo negoziale, di compartecipazione alla definizione di un progetto che meriti una valorizzazione, meriti il sostegno delle risorse pubbliche. Mi dispiace non avere partecipato ai lavori di questa mattina, ma la suggestione proprio legata al tema dell'accordo negoziale è venuta proprio dall'intervento dell'ingegnere Sabadini e appunto mi è stato un po' riferito e devo dire che dal mio punto di vista quello è la prospettiva che deve in qualche modo rappresentare la pubblica amministrazione, cioè diciamo, da direttore di una struttura regionale, dico come possiamo interpretare noi questa traiettoria, questa linea di realizzando diciamo, dei rapporti, delle relazioni in cui mettiamo diciamo, a disposizione in particolare le risorse pubbliche al servizio appunto di una modalità maggiormente partecipata e frutto di appunto accordi che abbiano una caratterizzazione diversa rispetto a quella, diciamo così, dell'azione autoritativa che quindi interviene, se vogliamo dire, appunto, riconoscendo il pensiero e la capacità di creare un prodotto, tra virgolette, nuovo, comunque ad altri e non ci partecipa direttamente. Secondo me il tema è proprio questo, la pubblica amministrazione deve cambiare questo tipo di approccio. Relativamente quindi a questa, diciamo così, a queste poche idee, insomma, direi che quello che è emerso anche, e qui parliamo del tema gruppi di lavoro, l'importanza di aver riconosciuto un'autonomia ad un gruppo di lavoro sul turismo, dove anche per l'esperienza che abbiamo proprio vissuto recentemente legata in maniera diciamo assolutamente stretta alla pandemia di quest'anno, vediamo che probabilmente è il settore che può rendere in prospettiva, tra virgolette, diciamo dei riscontri assolutamente positivi di ritorno, diciamo, di gestione del turismo in quanto volano di produzione di economia, di risorse, di reddito e quant'altro, ma che in particolare nel nostro territorio vede un livello, diciamo così, ancora di realizzazione, insomma, che ha degli elementi di sicura, diciamo, arretratezza, se così possiamo dire, ecco, legati ad un modo di intendere in generale l'ospitalità che deve trovare maggiori integrazioni con tutto quello che è il mondo della cultura, della creatività, dei vari, diciamo, delle varie linee su cui credo poi si soffermerà il dottor Bravo per quanto riguarda gli elementi, diciamo, centrali di quel gruppo. Quindi in questo, diciamo, vedo assolutamente l'importanza, chiaramente anche, non serve neanche sottolinearlo, tanto è ovvio, del gruppo legato all'ambiente ed energia. Forse l'unica cosa che mi permetterei di osservare, non tanto come gruppo autonomo, ma come ormai, diciamo, principio, elemento generale di qualunque processo. Mi tocca l'ingrato compito di ricordare i tempi, Magda. Mi tocca l'ingrato compito. Volevo concludere solo con questo, quindi direi che insomma ci siamo messi su una strada. È importante pensare che da questi gruppi possano, diciamo, trovare dei momenti di sintesi importanti a breve, perché sicuramente i risultati potranno consentire di individuare, di dare, diciamo, un significato alto a quella che sarà la programmazione comunitaria che ci aspetta. Grazie.
Grazie, un punto di vista estremamente interessante che si lega proprio ai lavori di questa mattina e così andiamo proprio in continuità ad aprire il pomeriggio con il gruppo di lavoro Tecnologie per gli ambienti di vita, Design e Made in Italy, e quindi io darei la parola a Carlo Piemonte, direttore del cluster Legno Arredo Casa Friuli Venezia Giulia, per illustrarci brevemente il percorso e invece con maggiore, diciamo, approfondimento i contenuti a cui siete arrivati. Credo che siate uno dei gruppi di lavoro che, come anche altri, sono quasi addirittura d'arrivo e quindi siamo molto interessati a questo tuo, diciamo, riassunto della situazione. Sì, bene, buongiorno a tutti. Allora apriamo le danze con 3 tematiche che ci sono state affidate piuttosto complesse. Riprendo un po' quello che è l'intervento anche della direttrice Magda Uliana. Ci siamo posti questa domanda: quali sono le sfide per il futuro? Cioè, più che andare a fare un elenco di esigenze, siamo partiti dalla domanda legittima: quali sono le sfide? E quest'anno ne abbiamo avute tante, ne abbiamo avute veramente tante, e da qui al 2027 chissà quante ne avremo. Prego la prossima slide. Un gruppo di lavoro, una trentina di persone provenienti dal mondo dell'impresa, delle associazioni, dall'università, ricerca, dall'ambiente, le cooperative, un mondo, è stato un gruppo veramente variegato dove il confronto è stato sempre costruttivo, non abbiamo mai avuto scontri, perché c'è una componente molto umana in tutto, ma il dialogo è stato sempre costruttivo e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, visto che c'è più di qualcuno presente. La rappresentatività è importante perché ognuno di questi ci siamo fatti diciamo degli incontri bisettimanali sostanzialmente, poi avevano il compito di tornare in ufficio a casa e raccogliere altre informazioni. Quello che abbiamo cercato di portare avanti, visto non tanto il nostro cluster, che è stato il soggetto che l'ha fatto, ma più che altro gli obiettivi che ci avete dato, è quello di avere una visione strategica e trasversale, uscire dal ragionamento verticale, andare quindi anche verso il ragionamento europeo e nazionale, che è più trasversale ai settori e che guarda alle sfide e ai criteri, diciamo, che siano dominanti per andare verso il futuro. Io vado via un po' veloce, Lidia. Ho sbagliato, non 5 ma 6, ho sbagliato io perché l'ultima si è tenuta questa mattina, che ha chiuso i lavori. Noi con oggi abbiamo chiuso i lavori del gruppo, si tratta solo adesso di mandarvi tutti gli incartamenti, ma abbiamo concluso il percorso con un forte apprezzamento, tanto per dire l'idea, su 30 persone presenti, sia traiettorie che altro, sono state tutte approvate all'unanimità, quindi neanche a maggioranza ma unanimemente. Gli obiettivi sono stati individuare le sfide, definire le proposte e poi ripensare il futuro, in una chiave molto concreta dove i settori che sono stati affidati vedono le imprese, la ricerca, lo sviluppo, ma soprattutto il sistema economico nel suo complesso al centro. Prego. Quali criteri dominanti da seguire? Consideratelo in ordine di classifica, dal primo al quinto posto, no? Il più vicino al primo posto per i rappresentanti era l'innovazione di prodotto. Al secondo posto, quindi con diciamo, il scalino, il blu intenso, poi le tecnologie, poi l'innovazione organizzativa, poi l'innovazione di mercato, ultima l'innovazione di processo. Quindi partendo da questi criteri dominanti si è andati avanti cercando di disegnare passo dopo passo quello che possono essere delle traiettorie di sviluppo, nella consapevolezza che le nostre traiettorie, sia dai questionari che avete presentato prima che da quelli che abbiamo fatto anche noi, sono state gradite, quindi era apprezzato il tutto. Tuttavia l'indicazione dell'Europa, l'indicazione dell'Italia è quella di guardare, di traghettare verso il futuro, e quindi ci siamo rimessi in discussione seguendo però quelli che erano dei concetti espressi in tali traiettorie. Prego. Ecco allora che abbiamo, e qui forse mi soffermo un attimo di più, individuato 3 traiettorie di sviluppo, i cui contenuti sono diversi tra loro perché rispondono a 3 sfide o 3 criteri diversi. Il primo riguarda soprattutto la sostenibilità del prodotto dove, come avete visto all'inizio, si parlava di Made in Italy, il valore del Made in Italy come concetto ampio,
è veramente stato fondante. Ecco allora la sostenibilità, design e tecnologia per l'innovazione delle filiere del Made in Italy regionale. Ragionamento su filiere. Filiere, come anche esposto stamattina, che non vanno solo produttive, ma la filiera lunga, anche commerciale. La filiera che parte da questa regione che si estende poi verso il mondo, ma quello lo vediamo dopo. Quindi una traiettoria che, vediamo, ce l'ho anche qui sotto, che posso anche un po' leggerla velocemente, almeno tutte le attività quindi che sono in grado di consentire un'elevazione del grado di sostenibilità ambientale, una maggiore circolarità dei materiali e degli elementi che compongono i prodotti, servizi, edifici o soluzioni relative alle filiere del Made in Italy. Sostenibilità ambientale, economia circolare. Su questo si innestano tutte le possibili attività di questa prima traiettoria. La seconda, l'innovazione dei sistemi sociali e produttivi. Non esiste economia in questa regione, non esiste economia che prescinda dal territorio, che prescinda dal contesto in cui vive, e le sfide sociali sono fortissime. Basti pensare a tutti i temi legati alla responsabilità sociale d'impresa, a tutto quello che è la servitizzazione dei sistemi dell'offerta, la filiera corta, il concetto di filiere corte anche in termini produttivi e commerciali. Quindi la seconda traiettoria, anche questa approvata all'unanimità, vuole innovare i sistemi sociali e produttivi nel territorio. La terza, non per importanza ma per ordine, lo sviluppo di modelli commerciali resilienti. La parola resiliente è stata un po', diciamo, sentita la parola resiliente in abbondanza, però la verità è che anche il modello commerciale deve cambiare e deve adattarsi. Quindi il mondo del Made in Italy, la parola Made in Italy è perché evocata anche per i mercati, soprattutto per i mercati esteri, il concetto stesso di Made in Italy, no? Delle esportazioni. Però ecco, i modelli commerciali devono cambiare e riuscire a cambiare velocemente. Abbiamo visto, anche noi questa sera faremo un workshop con quello che riguarda il mondo Zoom. Un anno fa, per chi viaggiava, chi segue il settore del Made in Italy, non esisteva tutte queste videoconferenze. Ecco che la resilienza, il cambiamento, chiamiamolo come vogliamo, è diventata una componente essenziale. Ecco allora che lo sviluppo di modelli commerciali resilienti può dare una mano a un'area di specializzazione che a questo punto necessariamente va ripensata, perché quando pensiamo a modelli commerciali che pensano alla comunicazione, alla distribuzione anche digitale, ai nuovi segmenti come la silver economy o la green economy, ecco allora che la definizione stessa dell'area di specializzazione che ci caratterizza è un po' limitante, questo l'hanno sollevato tutti. Prego la prossima slide. Ecco allora che ripensare il futuro ha portato questa mattina a fare una riflessione ampia e portare al centro il tema del sistema casa, guardarlo come Next Made in Italy. Un concetto che guarda non tanto a chi è Made in Italy e chi non è, ma alle filiere del Made in Italy regionale. Un concetto che pone al centro l'economia e l'evoluzione e la velocità del cambiamento, perché grazie alle nostre filiere produttive e commerciali dei servizi riusciamo a essere più flessibili e rispondere a quel cambiamento che anche prima è stato citato da Magda Uliana. Ecco che un concetto del genere è in linea col Piano Nazionale di Ricerca. Ecco che le sfide sociali, ambientali e le sfide di mercato sono in linea con quello che sono i criteri dominanti posti in evidenza a livello nazionale ed europeo. E questa mattina è stato approvato questo concetto. Nell'ottica per cui, appunto, il concetto dell'area Next Made in Italy parla di un comparto economico regionale composto dalle principali filiere del Made in Italy, quindi un comparto identificabile, in grado di rispondere alle sfide dei mercati nazionali e globali, attraverso la capacità di innovazione e promozione della propria identità, valorizzando le caratteristiche di sostenibilità, design e integrazione tecnologica presenti nei prodotti, servizi o soluzioni del futuro regionale. Ecco allora, e qui vado alle conclusioni, l'ultima slide. Siamo partiti con quali sono le sfide che deve affrontare la nostra economia regionale, il nostro piccolo grande mondo. Noi crediamo che il nostro ruolo nel presentare le traiettorie è dire che qualsiasi sia la sfida saremo pronti ad affrontarla. E in questo, come gruppo Tecnologia Ambiente Vita, Design e Made in Italy, che propone il concetto di un Next, del nuovo Made in Italy, della nuova filiera del Made in Italy, speriamo di aver fatto e crediamo di aver fatto un buon lavoro. Chiaramente siamo a disposizione per approfondimenti.
Quindi partendo da diciamo, la storia un po' che ha portato anche alla nascita del cluster Sistema Casa, è appoggiata un po' su due Made in Italy, possiamo anche dire Made in PVG, che sono il mobile e la sedia. Che cosa altro state immaginando di inserire qui per farci capire quali altre filiere? Perché se noi lo guardiamo a livello nazionale, Made in Italy ha un significato su filiere che qui forse sono meno presenti, la moda, il design. Ecco, qualcosa c'è, sicuramente non c'è così tanto come mobile e sedia sono stati o sono ancora. Quindi qual è, per far capire un po' meglio la vostra proposta? Il PNR nazionale, il piano si chiama Design Next Made in Italy, quello approvato dal cluster del Made in Italy nazionale, identifica a livello nazionale la filiera del tessile e abbigliamento. Tessile in questa regione c'è, forse abbigliamento no, ma il tessile c'è. Poi c'è il mondo dell'arredo, non vado neanche a fare i conti di quanto vale. Beh, questo lo davamo per scontato che ci fosse nel nostro, su questo tavolo. Questo lo chiedo per condividere con questa platea che è un po' più ampia e divulgativa anche, cioè di apertura sulla S3, a che cosa fate effettivamente riferimento. Quindi sicuramente il mondo del tessile. Guarda, ad esempio nessuno sa, ma c'è un'azienda da 100 milioni di euro di pelletteria in questa regione. E non sono spiccioli. Ci sono altre aziende di lavorazioni dei tessuti nel Pordenonese, di maglieria. Abbiamo una realtà produttive in questa regione di filiere del Made in Italy molto ampia. Va anche capito che non è che è solamente collegato al prodotto. Abbiamo anche delle realtà commerciali di servizio che hanno al proprio interno una caratteristica del Made in Italy così come concepito dal mondo, che ci può traghettare verso un sistema economico regionale che riesce ad affrontare le sfide del mondo. Come abbiamo cercato di definire, dobbiamo guardare al concetto delle filiere del Made in Italy, pensiamo che la nostra materia prima regionale, vuoi il legno, sì, ma c'è anche altre materie, c'è la pietra, ci sono tanti materiali che possono partire e crescere. Quindi quello che abbiamo cercato di fare è seguire le linee nazionali, però allo stesso tempo valorizzare le varie identità della filiera del Made in Italy regionale, senza limitarci alla filiera produttiva. Perché ci sono degli schemi che prima citava il turismo, Magdalena, ma è una filiera del Made in Italy locale, va bene, un po' diversa, va bene, però dobbiamo tenere la mente aperta. A livello di comparto stiamo facendo i numeri di quanto vale ed è un settore gigantesco, che non ingloba tutto, attenzione, ma è un settore che ha una capacità di crescita incredibile e che può veramente portare questa regione sempre più avanti. Questo è quanto emerso da tutto il tavolo di lavoro e stiamo raccogliendo i dati per porli in evidenza, però forse ci sono delle componenti produttive in questa regione che non conosciamo, ma che sono delle realtà di filiera di eccellenza incredibile. Grazie, sì, le conosciamo e vogliamo rendere più comprensibile un po' tutto il percorso e va molto bene collegarsi anche alle tematiche mutuare anche dal livello nazionale, quelle che sono le proposte a livello regionale, aiuterà il dossier, poi sarà sicuramente la regione insieme ad Aria, insieme a noi a verificare come diciamo e reinterpretare tutto quello che arriva un po' dai tavoli. Darei adesso la parola a Stefania Del Frate e Matteo Mazzolini che insieme ci illustrano i contenuti e lo stato dell'arte del gruppo di lavoro Ambiente ed Energia, Sostenibilità e Adattamento Climatico. È un tavolo di lavoro che si è suddiviso in 2 sottogruppi ed è un tavolo di lavoro che dialoga e ha in sé i ragionamenti che si stanno facendo anche in regione, tant'è che uno dei coordinatori è anche Stelio Vatta, che è il coordinatore anche project manager della strategia regionale di sviluppo sostenibile. E tra l'altro sono temi che un po' si stanno diffondendo in tutti gli altri tavoli di lavoro. Quindi a voi la parola per dirci come avete interpretato questo mandato. Questo è un tavolo effettivamente che non corrisponde alle specializzazioni dell'attuale programmazione, anche se nell'attuale programmazione queste tematiche, soprattutto quella dell'efficientamento energetico, erano presenti per esempio nelle tecnologie marittime, nel sistema casa, nella metalmeccanica. Prego. Sì, buongiorno. Credo che, prego, con la prossima slide, penso che posso cominciare io, perché la prima parte riguarda il sottogruppo Energia. Buongiorno, sono Matteo Mazzolini, insieme a DARPA FVG, la nostra agenzia, diciamo, coordina questo gruppo. Qui potete vedere il calendario col quale ci siamo riuniti, anche noi oggi abbiamo concluso questa fase del processo di ascolto e di scoperta imprenditoriale proprio questa mattina.
Qui vedete come ci siamo incontrati 3 volte nell'arco di un mese. Sono stati incontri molto produttivi, abbiamo raccolto numerosi feedback ed input da parte dei componenti del gruppo di lavoro, che tra l'altro appunto ci hanno aiutato a definire alcune nuove traiettorie inizialmente non prese in considerazione. La prossima fase prevede, per quanto ci riguarda, un coordinamento con gli altri gruppi di lavoro, quindi un confronto. Sappiamo di essere tangenti su diverse cose, l'idea è quella di essere sinergici e di non creare sovrapposizioni, e in questa prossima fase anche prevediamo di rielaborare tutti gli input ricevuti e di farli confluire in un documento unico che raccolga le traiettorie congiunte sia per l'area ambiente che per l'area energia. Noi abbiamo questi 2 sottogruppi, questo entro il prossimo mese, in gennaio 2021. Prossima, per cortesia. Ecco, qui abbiamo raccolto un po' in termini di keywords, di input, tutti quelli che sono stati feedback del gruppo nel corso di questi 3 incontri. Abbiamo anche qui cercato di allinearci con quella che è la piattaforma tematica europea, e quindi vedete che alcune tematiche sono quelle proprio riprese a livello europeo: le bioenergie, gli edifici sostenibili, smart grids, mobilità sostenibile. È emersa con forza la tematica dei sistemi di massima efficienza energetica per l'industria, perché sapete che nel nostro contesto siamo un contesto manifatturiero con presenza anche di industria pesante, molto energivora, e quindi effettivamente è per noi un ambito critico. Qui non passo attraverso, voglio dire, tutte le singole priorità che sono emerse, però vorrei evidenziare alcuni aspetti, tipo big data e tecnologie per la digitalizzazione. È effettivamente una componente che emerge con forza in tutte le tematiche, in tutti i settori. È effettivamente molto trasversale questo tema, è una grande opportunità di sviluppo di nuove tecnologie e di sistemi, e questo accomuna un po' tutte le diverse priorità. Sulla mobilità sostenibile emerge con forza il tema della decarbonizzazione, con un focus, vedremo poi, per quanto riguarda i trasporti marittimi e quindi la nautica, per quello che riguarda il comparto produttivo e di ricerca della nostra regione. Alcuni temi che emergono con forza, abbastanza nuovi rispetto a quella che è, diciamo, la visione tradizionale nel campo energetico, sono l'idrogeno. L'idrogeno, ricordo, non è una fonte ma un vettore di energia, però molto interessante, perché logicamente ci permette di fare tutta una serie di ragionamenti in termini di programmazione e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia anche per i grandi consumatori, come appunto la grande industria. Le infrastrutture per l'elettrificazione, sappiamo che in alcuni settori come quello industriale le nostre risorse, i nostri asset regionali non basteranno per coprire i volumi di energia necessari, quindi effettivamente dobbiamo pensare a come trasferire questa energia da altri luoghi. Anche qui si annidano grandi opportunità di sviluppo per quelle che sono le nuove tecnologie, le nuove soluzioni di integrazione, soprattutto delle infrastrutture esistenti. Bene, prossima slide per cortesia. Queste sono le traiettorie, l'impianto delle traiettorie che è emerso da questo lavoro. Quindi noi abbiamo 5 traiettorie. Quella degli edifici energeticamente sostenibili e delle bioenergie le avevamo proposte proprio inizialmente noi, anche per mobilizzare la discussione. Le bioenergie con un focus su quelli che sono gli asset naturali presenti nella nostra regione, quindi le biomasse legnose. Anche questo tema trasversale con altri tavoli. Il legno è una risorsa non solo energetica, noi paradossalmente siamo l'ultimo scalino nella cascata di utilizzo, e biogas. Questo invece è un tema chiave, soprattutto per quanto riguarda la prospettiva del biometano e l'utilizzo dei sottoprodotti. Un tema che è emerso con forza, come dicevo, è quello della decarbonizzazione della grande industria. Anche qui soluzioni tecnologiche all'avanguardia, direi molto interessanti, a parte l'elettrificazione che è ben conosciuta, ma l'idrogeno, come menzionavo prima, sistemi power to gas, quindi trasformazione dell'energia elettrica in vettori alternativi che possono essere stoccati e quindi rendere l'utilizzo delle fonti rinnovabili programmabile, e soluzioni ibride.
Per quanto riguarda il comparto della mobilità sostenibile, c'è un focus abbastanza forte che è emerso dalla discussione su quella che è la decarbonizzazione del trasporto navale. Per posizione geografica abbiamo un sistema portuale che anche in prospettiva rappresenterà una risorsa importante per la nostra regione e abbiamo sia centri di ricerca che grandi industrie attive in questo settore e che stanno lavorando appunto alla decarbonizzazione quindi dei trasporti marittimi. Ultima traiettoria emersa, quella delle smart grid, tema molto di moda in questo momento, anche se l'interpretazione che è emersa dai tavoli di lavoro è molto interessante, quindi valorizzare quelle che sono le strutture e le infrastrutture esistenti tramite soluzioni tecnologiche che puntino a integrare le infrastrutture. Quindi molto c'è già, abbiamo anche capitali insomma, territoriali molto capillari in termini di reti. Sappiamo che la prossima generazione di impianti energetici saranno distribuiti sul territorio, quindi molto diversi da quelli attuali. Grandi opportunità per quanto riguarda Big Data, per quanto riguarda tecnologie di digitalizzazione, di gestione della flessibilità, di messa in contatto fra quella che è la domanda e l'offerta di energia, molto che a differenza del passato avverrà in maniera molto distribuita sul territorio e anche meno programmabile, quindi grandi volumi di dati da elaborare, da capire come effettivamente integrare queste strutture. Ecco, questo in breve è l'impianto che è emerso da questo mese di dialogo e di ascolto con i componenti del gruppo di lavoro. Ora ci sarà un lavoro di affinamento, quindi più che altro vorremmo collegare quelli che sono le varie dimensioni appartenenti a queste traiettorie con i numeri, quindi con le ricadute per quanto riguarda il nostro comparto produttivo e il comparto della ricerca della regione. E naturalmente, come diceva giustamente anche Carlo Piemonte, le sfide sociali. Per noi le sfide sociali sono molto chiare: transizione energetica da un altro, aumento della competitività, quindi migliorare diciamo, quella che è la competitività delle nostre imprese, la nostra capacità di innovazione. Grazie. Grazie. La parola alla collega Stefania Del Frate per l'altro diciamo, ramo di questo tavolo. Allora, buon pomeriggio, io sostituisco il mio direttore Vatta che non ha potuto partecipare oggi. Quindi procedo con la parte relativa al sottogruppo ambiente. Questo è il nostro percorso. Eravamo partiti con un primo incontro del gruppo relativo all'ambiente per spiegare un po' qual è il significato dell'S3 e il percorso che volevamo portare avanti e presentare le sfide comunitarie che ci erano state consegnate dal lavoro dell'area Science Park. Abbiamo così individuato 3 sottogruppi relativi a 3 sottotematiche che hanno permesso di focalizzare un pochettino le sfide che erano effettivamente un po' ampie, come adesso andremo a vedere. Questi gruppi di lavoro si sono incontrati la scorsa settimana, uno per tematica, e adesso è in fase di elaborazione sia verbali sia i contributi che sono emersi. Possiamo andare avanti. Ecco, queste sono un po' le tematiche sulle quali ci siamo focalizzati. Allora le sfide comunitarie che c'erano, dicevo, state consegnate erano sostanzialmente 2. Una era quella delle osservazioni ambientali e l'altra era quella della biodiversità e il capitale naturale. Allora, giusto per capirci, per capitale naturale intendiamo l'insieme delle risorse naturali, ossia l'energia, il suolo, l'acqua, l'aria, gli organismi viventi, e che se sono in salute permettono di ottenere quei servizi ecosistemici, cioè tutto ciò che ci permette di vivere sostanzialmente, quindi cibo, acqua potabile, regolazione del clima, impollinazione. Quindi si capisce che l'argomento era piuttosto vasto, quindi necessitava un po' di una focalizzazione. E quindi grazie ai contributi che sono pervenuti, un pochettino anche sull'analisi che abbiamo fatto, siamo riusciti a riportarci a queste 3 tematiche. Una relativa a infrastrutture e capitale naturale, inteso come obiettivo quello di ridurre gli impatti su biodiversità e capitale naturale. Sappiamo che qualsiasi azione fatta dall'uomo porta ad un impatto appunto sul capitale naturale, e se questo è eccessivo può portare anche a una compromissione dei servizi ecosistemici.
Quindi che cosa si può fare per ridurre questi impatti? Per dare un po' di concretezza abbiamo individuato 2 punti principalmente. Uno è quello del ripristino e bonifica di aree compromesse e l'altro era quello delle manutenzioni sulle infrastrutture. Anche le infrastrutture hanno un impatto sul capitale naturale e se mal tenute o mal mantenute, insomma, questo è ancora di più. Quindi questa era un po' la proposta che avevamo fatto nei discorsi dell'incontro ed ne è emerso in effetti delle cose abbastanza interessanti, una tra cui è quella dell'applicazione delle natural based solutions proprio per affrontare la questione del ripristino e bonifica di aree compromesse, ma anche per quella di tutelare e valorizzare anche aree che già sono buone, insomma, in qualche modo, per permettere poi quello che vedremo anche con il terzo gruppo, quello che è l'adattamento ad eventuali disagi dovuti ai cambiamenti climatici. Quindi oltre alle natural based solutions, un altro aspetto interessante che è emerso da questo sottogruppo era quello dei monitoraggi sulle infrastrutture, ma anche sullo stato dell'ambiente. Quindi questo si lega un po' anche alle osservazioni ambientali. Che cosa si intende per monitoraggio? Monitoraggio si intende andare a valutare con sensoristica e con analisi dati tutti quei segnali che possono essere interessanti per poter affrontare compiutamente le manutenzioni di cui dicevo prima, ma anche per poter prevenire alcuni problemi che possono portare, come vedremo anche nel terzo gruppo, i problemi legati ai cambiamenti climatici, ma non solo, anche ai cambiamenti di qualsiasi tipo legato all'ambiente. Oppure uno di questi cambiamenti potrebbe essere quello dovuto, di queste osservazioni potrebbero essere quelle che spiegano ad esempio il motivo della perdita di biodiversità e quindi un'indagine di questo tipo. Il secondo gruppo era rifiuti d'economia circolare. In questo caso l'obiettivo è quello di ridurre il consumo di capitale naturale, no? Quindi l'argomento è sempre il capitale naturale, ma in questo caso come si può fare per evitare l'eccessivo consumo. Quindi anche in questo caso, per dare un po' di concretezza, avevamo fatto degli esempi che si possono raccogliere, poi è emerso anche nelle discussioni del gruppo, in 2 punti. Una relativa ai prodotti, quindi innovazioni che permettono di ridurre l'impatto dei prodotti e dei servizi sull'intero ciclo di vita del prodotto, e quindi qui ci riferiamo a ecodesign, a nuovi materiali, a servitizzazione e un po' tutto quello che rientra nel cappello della responsabilità estesa del produttore del prodotto, non solo responsabilità del produttore del rifiuto, ma proprio del prodotto. È un cambio di paradigma importante che è venuto fuori recentemente con la nuova normativa del testo unico e quindi ambientale, e quindi questo era uno degli argomenti emersi, che effettivamente ha dei raccordi anche con gli altri gruppi. Ne abbiamo sentito Carlo Piemonte prima parlare anche di questo, e quindi vedremo anche di raccordarci anche con loro. E un altro punto importante, sempre relativo a questo sottogruppo, era quello di attivare invece dei meccanismi di sinergia tra le imprese che portano alla riduzione dell'uso delle risorse. In questo caso stiamo parlando di simbiosi industriale, di sottoprodotti e di end of waste. Questa era la tematica. Questa è stata molto interessante, c'è molto interesse su questo da parte delle aree industriali, dei consorzi di sviluppo economico locale, che possono farsi tramite, no? Per arrivare alle piccole e medie imprese che gestiscono sul loro territorio. Questo è un segnale che avevamo avuto anche prima di partire con la S3, che c'era questo interesse da parte del territorio e c'è molto fermento in questa direzione. Quindi il terzo gruppo poi sui cambiamenti climatici, questo è abbastanza doveroso, no? in un gruppo che parla di ambiente. Comunque è emerso anche questo già da subito. E qui di che cosa parliamo? Allora sapete che i cambiamenti climatici si possono affrontare con queste 2 anime, una è la mitigazione e l'altra è l'adattamento. Per quanto riguarda la mitigazione, tanto si può dire anche dalla parte dell'energia, quindi abbiamo lasciato un po' questo focus ad altri tavoli. Invece sulla parte dell'adattamento ci siamo un po' invece concentrati su questo, e qui che cosa si può fare? Chiaramente è emersa la necessità di migliorare le osservazioni ambientali. Infatti l'obiettivo era quello di migliorare le osservazioni ambientali e aumentare la conoscenza
per aumentare la capacità di comprensione, di monitoraggio di eventi estremi, ma anche di utilizzo di sistemi di modellistica ad alta risoluzione per appunto arrivare a quelle informazioni anche tempestive che permettono di mettere in atto poi delle soluzioni di protezione, appunto di adattamento. E un altro punto era quello dell'analisi del rischio, migliorare l'analisi del rischio, individuare delle aree o dei settori a maggiore rischio, delle mappe di vulnerabilità. Allora, per capire un po' a chi poteva interessare tutto questo, effettivamente è emerso uno spaccato abbastanza interessante anche in questo senso. Infatti, nel caso delle previsioni a breve termine, questo porterebbe, come dicevo, all'interesse sia da parte dei fruitori, no? Delle eventuali soluzioni a livello locale, perché abbiamo evidenziato anche nel gruppo il fatto che i cambiamenti climatici diventano sempre più, hanno sì un carattere globale, ma hanno ricadute a livello locale, no? Quindi è difficile seguire effettivamente da un sistema centrale tutte le possibili applicazioni o attuazioni o recovery che devono essere messi in atto su tutto il territorio. Quindi è importante una partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese, insomma, di chi ha un'attività, in modo tale da mettere in atto quei sistemi di resilienza che possono essere creati. E quindi c'è un interesse sia da parte dei fruitori, ma anche da parte di chi potrebbe creare questi sistemi, no? Che permettono di attuare la protezione e la resilienza. E un altro interesse è quello che è emerso dalle compagnie assicuratrici, ad esempio, il fatto di creare dei profili di rischio precisi e personalizzati è un aspetto importantissimo, ed il fatto che le compagnie assicuratrici in questo momento non riescano a farlo, perché effettivamente si basano su dei dati che sono ormai vecchi e che non descrivono compiutamente, non possono neanche descrivere con i loro trend l'andamento e le proiezioni future. Ecco, su questo anche qui c'è una ricaduta importante, perché abbiamo una vivace comunità scientifica che può rispondere a questa richiesta e che ha già dimostrato anche in passato la capacità di farlo, insomma, e chiede di essere messa alla prova. Ecco, possiamo passare alla prossima per concludere. Qui vediamo una sintesi, insomma, di quello che ho spiegato adesso, ho riportato adesso, quindi le traiettorie che andremo a proporre richiamano, insomma, i tre gruppi che abbiamo visto, quindi una sulle infrastrutture, capitale naturale, i keywords sono appunto la digitalizzazione, perché si diceva per i monitoraggi è necessario avere a disposizione molti dati e poterli utilizzare poi in piattaforme adeguate che possano essere fruite da tutti gli stakeholders, e le natural based solutions. Per quanto riguarda il secondo gruppo, rifiuti ed economia circolare, abbiamo come keywords lo sviluppo di responsabilità estesa del produttore, del prodotto, ma soprattutto anche simbiosi industriale, sottoprodotti ed end of waste. E per quanto riguarda i cambiamenti climatici abbiamo la richiesta, insomma, di nuova strumentazione, la possibilità di fare analisi di dati molto più approfondite e fruibilità delle informazioni, per effettuare anche una ricerca su una valutazione dei rischi e soprattutto anche per poter applicare le soluzioni a livello locale con i contributi dei singoli, sia cittadini che imprese. Ecco, io ho finito. Questo era un po' il lavoro che abbiamo fatto. Ci raccorderemo chiaramente, come diceva Matteo Mazzolini, con il gruppo, con la parte energia, per poi produrre un risultato unico. Il gruppo di lavoro effettivamente ha il compito di fornire anche elementi agli altri gruppi, e mi sembra che ci sia una bella connessione anche con quelle che sono sia i fabbisogni che le risorse anche di ricerca che sono sul nostro territorio, per cui assolutamente già questa documentazione penso che sia molto utile per tutti gli operatori che oggi seguono questa iniziativa. Darei quindi adesso la parola a Sergio Calò, che è il cluster manager del cluster cultura e creatività, per raccontarci i lavori del gruppo di lavoro cultura e creatività. E mi piace ricordare che questa è un'area di specializzazione che nell'attuale programmazione in fase di chiusura
era stata inserita in fase sperimentale con il compito di accompagnare questo mondo dall'associazionismo alla impresa e anche fornire gli strumenti per integrarsi sempre di più nel processo della strategia di specializzazione a tutto tondo. Direi che è stata fatta molta strada dalle direzioni competenti, dal settore, e adesso c'è un vero e proprio cluster e quindi vedo che i lavori sono assolutamente in pari con il resto dei gruppi e siamo molto curiosi anche per questo motivo di seguire il vostro ragionamento. Sì, allora intanto grazie, se può cambiare intanto la prima slide, se può andare. Ok, andiamo pure avanti. Allora, noi abbiamo impostato il lavoro con diciamo un attimo di ritardo rispetto agli altri gruppi, perché siamo appunto partiti con qualche mese dopo, però abbiamo cercato di correre e devo ringraziare tutti gli stakeholder e tutte le, diciamo, le componenti, perché stanno facendo un gran lavoro. Essenzialmente noi abbiamo fatto delle attività, quindi degli incontri con tutti i soggetti pubblici e privati, stakeholder individuati, abbiamo compilato dei questionari e li abbiamo anche analizzati, quindi sono fasi finite queste, e poi abbiamo fatto in contemporanea anche incontri, chiamiamoli così, online di attività diretta per riuscire a fare degli approfondimenti. Cosa andremo a fare? La condivisione del documento preliminare che dovrebbe uscire insomma già la prossima settimana, di nuovo dei confronti plenari sia con gli stakeholder sia appunto poi con la regione e Area Science Park, e la definizione del documento conclusivo. Spendo una parola solo sull'approccio metodologico. Noi non abbiamo suddiviso per sottogruppi le creative industries per il semplice motivo che sono tantissime, molto variegate, e sono, come è emerso in tutte le attività svolte e in tutti quelli che sono diciamo, il lavoro fino ad oggi realizzato, sono molto complementari e sono molto trasversali. Passiamo alla prossima slide. Allora, ho provato a riassumere, ma vi assicuro non è assolutamente semplice inserire in poche parole quello che è una visione complessiva. Ho messo inclusivi perché siamo composti da appunto professionisti, associazioni non governative, anche senza scopo di lucro, centri di ricerca, aziende micro, piccole, medie, università, eccetera. Quindi è un mondo molto variegato e solo nel nominare professionisti e aziende c'è di tutto, perché appunto andiamo dal design al restauro, all'ICT, alla letteratura, all'abbigliamento, al teatro. Quindi molto complessa. Sono di fatto le creative industries. È una specializzazione molto trasversale da questo punto di vista, che si riconosce sempre di più in una capacità di innovare non solo il proprio prodotto, ma la capacità di innovare anche prodotti in ambienti e in specializzazioni diverse. Quindi quello che emerge, io ho messo un vogliamo, nel senso che è l'intento, è quello di aumentare la parte economica attraverso innovazioni di prodotti, servizi e tecnologie. Vuol dire riuscire a implementare le proprie capacità per arrivare ad aumentare quella che è la prospettiva dal punto di vista del mercato, quindi sia di target di clienti, sia in Italia che all'estero. Essere inclusivi è una delle eliche assolutamente che tutti i settori o le anime del Creative Industries hanno individuato, perché toccano dall'architettura, dal restauro, fino al design, fino a quelli che sono invece gli eventi anche e gli spettacoli. E anche qui sviluppando nuovi servizi e nuove tecnologie per le fasce deboli. L'inclusività è comprensiva non solo
diciamo, della diversità, ma anche semplicemente della fascia degli anziani, con tutto quello che è il complesso dell'inclusività degli anziani, quindi difficoltà motorie piuttosto che cognitive, e sia anche quelle dei bambini, piuttosto che di altre culture. E questo è molto interessante perché è già un'apertura che fa da ponte con quelle che possono essere delle attività di internazionalizzazione. E poi la connessione appunto con le diverse aziende e professionisti delle altre diciamo traiettorie, dal turismo al manifatturiero, dalle tecnologie del mare all'ambiente, l'agroalimentare, lo smart health, eccetera. C'è una consapevolezza nelle imprese del Creative Industries di poter essere connessi, di poter essere utili, di poter essere un motore di innovazione, sia di visione sia di prodotto, mettiamola così, e anche di tecnologia, per quanto riguarda quello che sono tutte le altre attività territoriali, logicamente nella propria competenza, non andando appunto a sovrapporsi, ma essere complementari. E quindi ho provato a riassumere quello che possono essere, quelle che sono appunto rispetto alla domanda, diciamo le tecnologie, chiamiamole così, abilitanti, le nanotecnologie, le biotecnologie, l'ICT, l'IoT, dove c'è moltissima confluenza, nuovi materiali, nuovi servizi, e qui si legano tutte quelle che sono i driver dell'innovazione, quindi la creatività, il design, la cultura, il cinema, il green, eccetera, eccetera. Tutti questi hanno poi, diciamo, queste prospettive hanno effettivamente degli esempi a livello regionale, a livello interregionale e anche a livello internazionale di case history, chiamiamole così, molto, molto concrete. Andiamo alla prossima slide. Ho voluto fare questa, diciamo, questa slide in realtà per riuscire a dare un inquadramento di quello che non solo il settore delle Creative Industries è a livello regionale, ma è anche rispetto a quello che la Commissione europea, con le specifiche linee di azione e supporto, ha individuato. E già nell'ambito di finanziamento che prevede la Commissione europea, e parliamo dal COSME fino agli Horizon, piuttosto che parlare appunto poi del Creative Europe, prevede l'interfaccia, mettiamola così, di questo settore con tanti altri settori, con due focus in Regione Friuli Venezia Giulia che sono molto anche qui complementari, che è quello del patrimonio culturale e ambientale, come lo intendiamo in quello che è il codice dei beni culturali e del paesaggio a livello IMIBACT, con tutto ciò che invece è Creative Industries legato alla letteratura, alle arti visive, alla musica, al performing art, piuttosto che al design e diciamo, al tangibile e l'intangibile. Quindi c'è una complementarità, una trasversalità anche diciamo suffragata da quello che è effettivamente il riconoscimento di questa traiettoria, di questa trasversalità a livello europeo. Quindi c'è una visione dall'alto e una risposta effettiva dal basso. C'è una coincidenza fra quelle che sono le traiettorie individuate a livello europeo dalla Commissione europea e quelle che invece sono le realtà territoriali. Questo è molto positivo perché nell'immaginare delle strategie da parte della regione che possano essere effettivamente utili per le diverse anime delle Creative Industries, c'è necessità di coincidenza della visione. Andiamo nella slide successiva. Ho provato a sintetizzare rispetto a quelle che sono logicamente le suggestioni, i consigli, le proposte arrivate tramite questo lavoro fatto fino ad oggi e che si andrà ulteriormente a specificare, quelle che sono le parole chiave dei progetti nei prossimi anni che si vorrebbero sviluppare.
E leggevo tra l'altro nella chat, adesso si parlava di formazione, no? È venuta fuori, ecco, è molto forte la parte di formazione, l'innovazione a livello e il miglioramento, l'implementazione di quello che è il prodotto, la tecnologia e l'attività aziendale, piccola, media, grande che sia, passa anche per la formazione e passa per l'individuazione di quelli che sono dei caratteri di mettiamola, di implementazione delle conoscenze che l'impresa deve avere. Alcune volte è trasferimento tecnologico, altre volte è proprio utilizzare permettetemi, materiale umano, nuovo, giovane o formato, competente e inserirlo per innovare o per migliorare quello che è la propria prospettiva e il proprio prodotto. Quindi qui abbiamo delle parole, secondo me, molto concrete, ma a loro volta molto inclusive. Non era possibile e non sarà possibile esplicitare anche rispetto a quello che è l'esperienza delle scorse traiettorie e strategie delle Creative Industries dello scorso POR, essenzialmente, legare questi concetti a singole parole, ma sono concetti più inclusivi che fanno sì che le diverse anime delle Creative Industries possano riconoscersi e sviluppare quello che sono poi i progetti di specifica competenza. Quindi potenziare l'infrastruttura della ricerca, dell'innovazione, che comprende logicamente tutta la parte ICT, IoT, nano, bio, eccetera. Dare impulso al processo di semplificazione delle procedure amministrative, questo è venuto fuori più volte, ma è più cercare una semplificazione per riuscire a essere più efficaci. Rafforzare il coordinamento di ricerca scientifica applicata e quindi trasferimento tecnologico, migliorare e diffondere il trasferimento tecnologico per la formazione e attività dirette con le imprese, quindi avere anche qui una commistione con quelli che sono i centri di ricerca pubblici o privati, che sono gli incubatori, che sono i soggetti che animano il territorio e che hanno competenza da questo punto di vista territoriale con le imprese e con le associazioni. Favorire la nuova imprenditoria e sviluppare i poli appunto di innovazione, quindi l'incubazione, l'essere assistiti, cercare di essere affiancati in modo che mettiamola così, permettetemi, il creativo possa fare il creativo e l'amministrativo possa fare l'amministrativo da questo punto di vista. Migliorare la competitività e l'innovazione del sistema produttivo tradizionale, ovvero trovare la modalità di innestare le creative industries nelle aziende tradizionali, fra virgolette, perché c'è un'innovazione continua che il mercato richiede e che soprattutto in la globalizzazione di filiera lunga e, causa Covid, anche di ritorno a una filiera un po' più corta, necessita. E di conseguenza anche qui questa collaborazione fra industria, mettiamola così, tradizionale e creative industries diventa sempre più fondamentale per riuscire a risolvere i problemi anche territoriali a chilometro, fra virgolette, zero, anche semplicemente all'interno della nostra regione. Valorizzare e favorire le collaborazioni internazionali, quindi spiccare il volo, aprire quelle che sono le traiettorie economiche e rafforzare il miglioramento del sistema delle reti imprese e cluster. Quindi il cluster effettivamente viene individuato come possibile rotore, come possibile fautore di un'accelerazione da questo punto di vista. È un hub più che altro a livello operativo. Favorire appunto la fertilizzazione orizzontale tra cluster e settori diversi e quindi anche la collaborazione fra i cluster. Sentivo prima appunto parlare di, per esempio, di efficientamento degli edifici dal punto di vista ambientale, che è fondamentale, e ci sono tantissimi progetti molto interessanti e anche pubblicazioni e aziende quindi che sono in grado di svolgere, per esempio, l'efficientamento energetico degli edifici storici, che comprendono delle difficoltà diverse da quello che è l'efficientamento energetico di un edificio nuovo o moderno e che quindi implicano quelle che sono delle tecnologie e delle migliorie che servono per esempio, per riuscire a inserire degli impianti
di efficientamento anche in edifici con superfici di pregio. E quindi questo, per esempio, è un ambito sicuramente trasversale e molto interessante. Come dall'altra parte, tutta la parte di miglioramento attraverso tecnologia ICT IoT, quindi realtà aumentata e realtà virtuale, di quello che è la comunicazione del prodotto turistico aggregato, quindi tangibile e intangibile, che il Friuli Venezia Giulia ha ed è ricchissimo ed è sparso in tutta la regione. Quindi già semplicemente con due, mettiamola così, suggestioni che sono state indicate prima da chi mi ha preceduto e dai cluster manager che mi hanno preceduto, già questi sono dei progetti che possono essere concretizzati e possono avere una traiettoria a medio-lungo termine con dei risultati molto interessanti. Ma ce ne sono veramente a decine da questo punto di vista. Contribuire alla qualificazione della formazione delle risorse umane, questo è molto importante, veramente la collaborazione col mondo formativo a più livelli diventa sempre più una consapevolezza di sviluppo, promuovere gli investimenti delle imprese nell'innovazione e la ricerca e collegarli appunto in filiere, mini filiere, in ATS, in consorzi che possono effettivamente poi sviluppare dei nuovi prodotti e dei nuovi brevetti e dei nuovi servizi. Stimolazione della domanda, anche qui è molto ampio, ma ognuno mettiamolo così, dei settori di creative industry sa bene cosa vuol dire per se stesso. Incrementare il ricorso alla brevettazione, ovvero cercare di valorizzare l'innovazione e l'invenzione di prodotti e di materiali e di idee, e sostenere la ricerca tecnologica applicata con linee pilota, azioni di validazione precoce dei prodotti, capacità di fabbricazione e prefabbricazione, eccetera, eccetera. Anche qui è molto semplice, ci sono aziende che sono in grado di sviluppare magari nuovi polimeri o in questo caso nuovi polimeri che per esempio possono essere utilizzati dai design per riuscire a creare nuovi filieri di prodotti. Gli stessi possono essere utilizzati come polimeri invece dall'industria più tradizionale per gli chassis delle sedie piuttosto che delle smartphone, piuttosto che invece delle macchine. Quindi da questo punto di vista c'è una commistione fra nuove invenzioni a livello di prodotto, nuova ideazione di utilizzo del prodotto stesso e aziende tradizionali che è veramente interessante. È difficile, come dicevo, richiuderle tutte in compartimenti stagni perché sarebbe, permettetemi, controproducente. Cioè vorrebbe dire limitare o cercare di racchiudere in parole semplici ciò che è complesso. È una scelta, quella condivisa, quella invece di andare per attività inclusive, attività dove le stesse imprese, le associazioni e diciamo, i professionisti possono riconoscersi, riadattandole all'interno di quelli che saranno poi anche i progetti presentati o presentabili all'interno di quelle che sono le linee di finanziamento anche POR, secondo le loro visioni. Andiamo all'ultima. Appunto concludo semplicemente indicando che l'attività che andremo a svolgere in questo momento è quella di ulteriore selezione di queste, chiamiamole keywords, ma sono frasi identitarie, mettiamola così, e di verifica rispetto a quelli che possono essere la coerenza all'interno di un programma, e qui devo dare veramente merito diciamo, alla direzione tenuta da Lidia, ma a tutta la regione Friuli Venezia Giulia per il grande sforzo di democrazia e di partecipazione dei soggetti che effettivamente poi andranno a lavorare e andranno a sviluppare idee e quindi economia e quindi società e quindi cultura veramente trasversale in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Quindi da questo punto di vista anche mettiamolo così, le esigenze del cluster, ovvero le esigenze di quello che è
che sono le creative industries, secondo me vanno inserite, adattate, modulate, pur con forza, all'interno di quella che è una dinamica generale. Cioè c'è una consapevolezza che solo con la coerenza rispetto a quelle che sono le traiettorie e le politiche generali della regione si possa effettivamente ottenere poi un risultato a medio-lungo termine. Ci aspettano 6 anni davanti di attività e quindi speriamo di intercettare le modalità giuste sia dal basso, fra virgolette, sia da chi poi queste economie riuscirà a darle, riuscirà a sensibilizzarle sul territorio. Abbiamo dato un pochino più di spazio a questo cluster, a questo gruppo di lavoro, proprio perché lo sforzo è maggiore entrando veramente in questo tipo di elaborazione, in qualche modo per la prima volta con il cluster appena costituito, però diciamo che si vede dal materiale e dai ragionamenti che ci hai esposto e quanta strada è stata fatta. Do adesso la parola al collega dottor Antonio Bravo, che ci ha raggiunto, che è il coordinatore del gruppo di lavoro turismo. Sapete che c'era addirittura d'arrivo un disegno di legge con la previsione di un cluster ad hoc, quindi la direzione si è fatta carico di gestire direttamente il gruppo di lavoro che è stato scelto dalla regione di scorporare da cultura e creatività. Sicuramente una scelta significativa. Antonio Bravo ha appena iniziato i lavori con il suo gruppo e quindi a lui la parola per descriverci a che punto siamo e anche quali sono il suo punto di vista, visto anche la grande esperienza nel settore. Antonio, io non ti sento, forse è un difetto della mia rete? Adesso meglio? Perfetto, buon pomeriggio a tutti. Allora, come diceva Lidia poco fa, abbiamo ascoltato le relazioni da parte dei coordinatori dei vari cluster. Noi il cluster non ce l'abbiamo, ci siamo quindi presi in carico questo compito di avviarlo e di svolgere le sedute di questo gruppo di lavoro che ha visto la prima riunione partire un pochino in ritardo rispetto agli altri gruppi. Possiamo andare sulla slide successiva. Il gruppo è molto eterogeneo e multidisciplinare proprio perché il turismo per sua natura è trasversale, per cui abbiamo cercato nella composizione del gruppo di assicurare comunque la presenza di tutte quelle categorie di soggetti che erano previsti dalla griglia sostanzialmente condivisa, che ha visto poi la partecipazione anche degli altri sottogruppi. Quindi abbiamo cercato di far partecipare imprenditori, associazioni di categorie, le direzioni centrali più coinvolte all'interno del settore turismo, che insomma non sono solo quella delle attività produttive, e soprattutto, visto che siamo partiti per ultimi, stiamo cercando di recuperare dandoci comunque degli obiettivi ben precisi in termini di date, che saranno sicuramente assicurate, come abbiamo detto, entro la metà del mese di gennaio riusciremo a chiudere i lavori, ma ci siamo dati anche una metodologia di lavoro che consente un'espressione da parte di ciascuno dei componenti mediante modalità, anche se vogliamo, digitalizzate. Abbiamo messo a punto alcuni questionari interni e nell'ambito di queste riunioni settimanali che abbiamo programmato nella giornata di venerdì, ogni venerdì ci troviamo, abbiamo poi anche tutto un lavoro da svolgere nelle giornate successive, in modo tale che gli approfondimenti vengono fatti al di fuori di queste riunioni. Anche le riunioni si tengono un arco temporale definito, di un paio d'ore sostanzialmente, proprio per evitare uno sfilacciamento e anche una caduta del livello di attenzione da parte di tutti quanti i rappresentanti. Per consentire comunque a tutti di dare il proprio apporto, abbiamo pensato di utilizzare questionari online, quelli fatti mediante le normali applicazioni di moduli di Google, che sono facili da costruire, sono facili anche da utilizzare come risposte
e consentono poi una migliore verbalizzazione e raccolta delle informazioni da parte dello staff che sta supportando questo tipo di attività. Abbiamo fatto 2 riunioni fino ad oggi, domani abbiamo previsto la terza, visto che ci vediamo sempre di venerdì, come ho detto, e la volta scorsa abbiamo lanciato il primo questionario per raccogliere appunto le opinioni. Al momento ha risposto circa la metà dei componenti del gruppo. Fin da subito però è emersa la necessità di approfondire alcuni aspetti e quindi creare anche dei sottogruppi, perché è necessario in un settore come il turismo, che è molto trasversale, riuscire a mettere, diciamo, a frutto i livelli di analisi dettagliati. Possiamo passare alla slide successiva. E quindi 3 sottogruppi che abbiamo democraticamente creato, nel senso che a fronte di una discussione sono emersi queste 3 parole, questi 3 concetti. Abbiamo creato un gruppo di nautica, ecosistemi, e trovate la parola Blue Growth perché sicuramente abbiamo la necessità di integrarci e di collaborare con l'altro gruppo di lavoro dell'S3. Perché? Perché c'è tutto un mondo di marine, di riserve naturali, di turismo fluviale e comunque il turismo slow che caratterizza non soltanto questa fase post pandemia, dove necessariamente dovremo assicurare un distanziamento, dovremo avere una modalità diversa di fruizione del turismo, ma il turismo slow ha caratterizzato anche gli anni precedenti, perché è un'evoluzione e una, diciamo così, strategia che si sta affermando a livello internazionale. All'interno di questo gruppo troviamo gli operatori dell'offerta turistica esperienziale nell'ambito del litorale e le escursioni verso l'entroterra, perché attraverso le marine si è pensato di sviluppare quello che in questo momento è soltanto in nuce, ma dovrà essere uno sviluppo successivo, tutto quel turismo che tramite le marine porta alla scoperta del retroterra, un retroterra di tipo culturale, e quindi avremo anche qui dei rapporti da intrattenere col gruppo di cui Sergio Calò ha appena parlato, e all'interno comunque di questo gruppo Nautica, Ecosistemi e Blue Growth collaborano anche le università e i poli tecnologici, perché è necessario avere competenze e conoscenze sulla strategia Blue Growth e sulle innovazioni green. Secondo gruppetto, sottogruppo che comunque inizieranno i lavori a partire dalla prossima settimana. Abbiamo già individuato dei coordinatori, abbiamo individuato quindi anche le persone che dell'intero gruppo turismo fanno parte o di uno o di 2 o addirittura di 3 sottogruppi, per cui ci siamo trovati anche nella necessità di fare in modo che gli incontri si tengano in giornate diverse. Domani daremo questo tipo di organizzazione. Secondo sottogruppo l'abbiamo denominato New Business Model per il turismo, un turismo 4.0, e quindi già dal nome capite che qui si parla di digitale. Si parla di big data per una nuova esperienza di viaggio, perché al di là degli strumenti digitali che utilizza il turista, dobbiamo pensare anche a dei sistemi di analisi che ci consentano di avere un maggiore dettaglio di ciò che accade sul nostro territorio, per poter quindi intervenire anche a livello di decisione, di supporto alle decisioni per i politici successivamente. E qui a livello proprio anche digitale abbiamo sperimentato che il mondo della cultura, il mondo del congressuale, che noi abbiamo denominato MICE, tutto quello che riguarda i cammini e il turismo slow, che pervade non solo il gruppo Nautica, Ecosistemi eccetera, ma pervade tutti questi 3 sottogruppi, per cui di fatto è trasversale nella formazione di sottogruppi. All'interno di questo abbiamo anche gli eventi, abbiamo i parchi tecnologici, abbiamo tutto il settore della ricettività, e anche in questo caso le università daranno il loro apporto per individuare le traiettorie più opportune. Poi abbiamo il grande gruppo agroalimentare, e anche qui già dal nome si capisce la necessità di correlarsi con l'altro gruppo S3, in cui le categorie che ne fanno parte sono sostanzialmente ristoratori, produttori, cantine nel senso di produttori di vino che però aprono anche al turismo, e l'artigianato artistico, una ricettività di tipo anche extra alberghiero, e operatori legati appunto alla strada del vino, dei turismi, e come ho già detto prima il turismo slow lo troviamo all'interno anche di questo modello. Se passiamo alla slide successiva, grazie, perfetto.
Che cosa sta emergendo? L'ho già detto, una necessità di confronto con gli altri gruppi di lavoro dell'S3. Abbiamo messo nel primo diciamo, questionario che abbiamo somministrato ai componenti del gruppo una valutazione dell'attualità delle traiettorie dello sviluppo dell'area CCT dell'attuale programmazione, perché in quell'area il turismo aveva la sua espressione, per cui dopo aver visto comunque la presentazione dei risultati fatta da Aria Science Park precedentemente, abbiamo cercato comunque di chiedere una domanda ancora più specifica ai componenti del gruppo per capire se quelle traiettorie sono ancora attuali, se richiedono un aggiornamento, oppure se appunto devono essere completamente modificate. E poi ovviamente il terzo tema che emerge è stabilire una priorità tra quelli che sono gli obiettivi specifici delle prossime traiettorie del 21-27. E per quanto riguarda queste traiettorie del 21-27, grazie per il passaggio, abbiamo individuato alcuni temi che sono appunto quelli della ricerca e innovazione, che fanno parte dell'obiettivo specifico 1.1, perché è necessario, dice questo l'obiettivo, rafforzare le capacità di ricerca e innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate. Come vedete in questa slide ho cercato di evidenziare le parole chiave che nel corso di questi magari solo 2 incontri già hanno caratterizzato il lavoro del gruppo. L'obiettivo specifico 1.2 è permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione, e ricordo appunto che un sottogruppo interviene proprio sull'aspetto della digitalizzazione. L'obiettivo specifico 1.3 è rafforzare la crescita e la competitività delle PMI, perché gli operatori del turismo comunque fanno parte di un grande mondo che è contraddistinto proprio dalla dimensione micro delle imprese, e di conseguenza è necessario intervenire proprio per incrementare la competitività di questi soggetti. L'obiettivo specifico 1.4 è sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità. Sono uscito poco fa da un'altra videoconferenza con l'assessore eccetera, in cui il tema delle competenze, della formazione professionale era anche in quel caso al centro del dibattito. Noi dobbiamo pensare comunque a incrementare le competenze e la formazione, perché solo attraverso queste sarà possibile avere un turismo di qualità. Quindi la priorità verrà stabilita con un successivo questionario che verrà appunto somministrato, e nei tempi che ci siamo dati, nei tempi che sono quelli consentiti per i lavori di tutti, per cui pensiamo anche qui di chiudere entro la metà del mese di gennaio. Passiamo agli obiettivi, alla slide successiva. Quali sono i prossimi passi? Come ho detto, abbiamo la necessità di incontrarci con gli altri gruppi di lavoro per condividere i temi comuni. Abbiamo la necessità ovviamente di analizzare le risposte ai questionari digitali rivolti ai partecipanti del gruppo di lavoro, e poi dobbiamo elaborare le proposte per le strategie condivise per una vision del turismo 2027. Cioè la vera domanda che abbiamo fatto ai componenti del gruppo è: come vedete voi il turismo nell'anno 2027? E quindi alla luce di questa risposta, cosa pensate che sia possibile e che sia giusto fare intervenendo con la nuova programmazione comunitaria? In che modo possiamo intervenire sugli operatori e sui lavoratori? E quindi, come ho già detto più volte, ci poniamo queste domande e cercheremo di dare delle risposte per definire delle traiettorie che siano coerenti non soltanto con quanto emerge all'interno del nostro gruppo di lavoro, ma che siano coerenti anche con quanto è già emerso negli altri gruppi di lavoro con cui ci troveremo, e scambieremo sicuramente delle opinioni. Comunque all'interno del nostro gruppo ci sono dei rappresentanti, e quindi credo che questa coerenza sia quasi assicurata per conto suo. Però dobbiamo rispettare le scadenze fissate e saremo pronti su questo. Quindi siamo partiti per ultimi, lo sappiamo, stiamo cercando di serrare le fila, stiamo cercando con una metodologia di carattere anche, diciamo così, fortemente connaturata con il digitale, con dei questionari somministrati, di venire incontro e di dare voce a tutti i componenti del nostro gruppo di lavoro. Abbiamo cercato anche di dare voce, dicevo prima, agli imprenditori, era nella seconda slide, abbiamo chiamato imprenditori
imprenditori best practice, perché ci siamo trovati di fronte a richieste di partecipazione al gruppo anche molto numerose, e quindi per evitare di dare dei no che sono sempre sgraditi abbiamo cercato di fare in modo che queste richieste che arrivavano appunto dai settori imprenditoriali potessero comunque essere accolte nell'ambito di una giornata che dedicheremo a questi imprenditori best practice, diciamo così, in modo tale che possa essere consentita anche da parte loro la narrazione e che questo possa aiutare poi nella formazione delle strategie, delle traiettorie che andremo a delineare per quanto riguarda il turismo per l'arco temporale per il settennio 2021-2027. Io avrei concluso, credo di essere rimasto nei tempi e ovviamente sono a disposizione per qualsiasi domanda, approfondimento o quant'altro. Grazie. Dalla chat ci arriva uno stimolo di non sottovalutare il turismo legato alle aziende dell'industria agroalimentare come la Roncadi, come fanno già i nostri vicini del Trentino con l'Oaker, ma credo che questo sia un po' nelle corde del tuo tavolo. Assolutamente sì, e per quanto riguarda Roncadin avevamo anche un progetto che c'era stato presentato un po' di mesi fa che è molto interessante, per cui sicuramente questo ce l'abbiamo nelle corde, ecco. Assicuriamo intervento. Grazie Antonio. Sì, ci sarà necessità di correre su questo tavolo, però secondo me ci sono molti presupposti perché si arrivi bene a riprendere i tempi con gli altri. Nel frattempo che valutate se volete formulare qualche domanda nella chat, e tenuto conto che penso che molti di noi hanno fatto anche la sessione di questa mattina e quindi penso che siamo anche già molto soddisfatti dei contenuti che abbiamo raccolto, io voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato e che hanno coordinato i gruppi di lavoro, perché è un lavoro che i cluster coordinano all'interno delle politiche regionali, all'interno delle leggi che li hanno istituiti e che li affiancano, ma tutti i partecipanti stanno dando il loro tempo e la loro expertise in un percorso che avete visto non è affatto semplice. Ringrazio anche il segretariato della S3, Giada Gambo, Alberto Pidutti e Annalisa Viezzoli che seguono e affiancano i lavori dei gruppi, e naturalmente Michela Masoc che per l'Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa è sempre a disposizione e sta cercando di tenere tutte le fila insieme anche ad area di ricerca, e poi le colleghe del Porfese, l'FSE, Stefania Romano, Alessia Borret e Elisabeth Antonaglia che ci hanno aiutato anche per comunicare, e sempre di più dovremmo farlo per far diventare l'S3 qualcosa che è molto familiare a tutti i nostri cittadini, visto la sua importanza. Vedo anche un altro intervento nella chat. Confermo quanto sopra per alcune microimprese con lavorazioni artistiche di nicchia, forse più conosciute dall'estero che dall'Italia. Se possibile posso fornire un breve elenco al gruppo di lavoro. Direi senz'altro che è un contributo che sarà utile. Magari lo può mandare direttamente a michela.masoc@regione.fvg.it e lo può distribuire poi ai gruppi di lavoro. Vi ricordo anche che questa... Lidia? Prego Massimo Lunardis. Buongiorno, scusate, solo un brevissimo intervento se posso rubare un minuto. Ti presento, è un collega della direzione attività produttive che segue da sempre, diciamo, la programmazione comunitaria. Molti di voi lo conoscono, specie i settori, diciamo, più vicini all'industria e all'artigianato. Prego Massimo. Sì, faccio un intervento nel senso, io sono responsabile del procedimento dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati dalla programmazione comunitaria. Faccio un intervento, innanzitutto ringrazio l'intervento, ho trovato molto interessante sia questa mattina che questo pomeriggio i vari interventi, l'analisi fatta mi sembra molto approfondita e assolutamente valida, soprattutto anche col coinvolgimento molto ampio di tutti gli stakeholders, quindi assolutamente apprezzabile il lavoro che vedo che è stato fatto in questi mesi, concluso chiaramente. Io ho una raccomandazione, se possibile, ecco, riguardo tutti i gruppi di lavoro, se possibile, da tecnico che poi deve portare avanti anche la valutazione tramite gli esperti, eccetera, ma anche deve anche presentare possibili bandi, eccetera, alle imprese. Ecco. La raccomandazione è quella del linguaggio e della terminologia, cioè se possibile
vedendo queste vostre illustrazioni, che chiaramente hanno bisogno ancora, chiaramente soprattutto in alcuni settori, di una maggiore diciamo così, ancora analisi, eccetera, che dovranno essere chiaramente anche sintetizzate, no? L'importanza, soprattutto per le imprese, il mondo in cui io mi rivolgo, soprattutto quella delle imprese, della terminologia che deve essere chiara il più possibile, ecco, e anche, se possibile, sì, deve essere sintetica ma chiara, perché altrimenti creiamo false aspettative da parte delle imprese che non capiscono se possono presentare domanda, non possono presentare domanda, e anche problematiche dal punto di vista della valutazione dei progetti, perché risulta difficile poi capire se effettivamente i progetti possono o no rientrare in quelle che sono le traiettorie delle varie aree. E quindi ecco, un mio richiamo è solo questo, ecco, di cercare di curare nella parte finale del lavoro, una volta che sono state fatte tutto questo bellissimo lavoro di analisi, ecco, un'analisi anche sulla terminologia da utilizzare. Ho visto anche spesso utilizzato l'inglese, che va benissimo, però se è possibile anche questo, no? Se esistono parole italiane per riportare gli stessi concetti, oppure comunque cercare di anche provare a far leggere le traiettorie a qualche stakeholder del vostro, qualche operatore, qualche imprenditore, per verificare che effettivamente siano chiare per il lettore, che deve poi capire se può, all'interno dei bandi che verranno emanati nella programmazione o nelle altre linee contributive regionali, far domanda o non far domanda, no? E anche pensare anche a una possibilità di dire, ok, se io dovessi fare il valutatore di un progetto, capire, cioè il valutatore deve comprendere il significato delle traiettorie per poter dire questo progetto, questo vari interventi, o questo intervento rientra o non rientra nelle traiettorie. È chiaro che finanziare tutto, lo sappiamo, se no non saremo qui, non è possibile, no? E quindi deve essere il più possibile chiaro che cosa effettivamente e dove vogliamo arrivare. Scusate l'intervento a quest'ora, che dopo tutte queste ore di ascolto, ma insomma volevo rappresentare questa mia, ecco, esigenza. Grazie. Grazie Massimo, secondo me non va assolutamente sottovalutata, perché poi alla fine dobbiamo ricordare che è un processo complessivo che abbraccia quindi l'elaborazione dei fabbisogni, la comprensione, la diffusione, ma anche la gestione complessiva, quindi la gestione poi concreta, e questo è un circuito che si alimenta. Abbiamo anche degli stimoli da Ezio Lugnani, che saluto, che ci ricorda che appunto non tutte vi è un'esigenza di concentrazione e selezione delle traiettorie di fronte all'ampiezza delle indicazioni delle proposte. S3 e FESR non possono rispondere a tutte le esigenze, e riprende poi il quadro programmatorio complessivo dando identità alla politica economica regionale, sottolineando anche l'importanza degli accordi negoziali per interventi integrati dalla logica del contributo a quello dell'accompagnamento intelligente, che abbiamo ascoltato questa mattina anche nella proposta di Sabattini, che è veramente molto interessante. Attenzione alle problematiche poi della montagna, filiera bosco, legno e turismo. E volevo solo approfittare per ricordare, siccome in questa sessione non l'abbiamo fatto, che ci inseriamo in un percorso più complessivo, e ve lo ricordo come si andrà a sviluppare, perché la S3 ha una governance non semplice, non immediata. Quindi oggi noi qui abbiamo dei gruppi di lavoro che hanno in maniera diciamo guidata, però allo stesso tempo libera, elaborato per i propri settori le visioni, stanno elaborando le visioni delle traiettorie di sviluppo e del posizionamento della nostra regione, quindi sicuramente ci offriranno più di quello che sarà possibile poi inserire nella programmazione. Quindi questa è una fase, se avete in mente come per esempio il design thinking, questa è la raccolta, è la parte diciamo in cui si crea più materiale di quello che poi sarà, perché è la stessa Commissione europea che ci chiede poi un processo di selezione. Quindi i gruppi di lavoro concludono il lavoro entro il 15 gennaio e dovranno restituirci una relazione sulle attività svolte e delle proposte di traiettoria di sviluppo secondo un modello predisposto, e sono sicura, qui rispondo anche al collega Lunardis,
che il lavoro anche del segretariato tecnico di affiancamento ai tavoli sarà anche quello di aiutarli ad avere un lessico o comunque di avere una certa omogeneità nel restituire i contenuti, ferma restando la libertà che c'è nell'esprimere i fabbisogni di quel settore, le visioni per quel settore, perché qui bisogna diciamo, aprire all'expertise del territorio, e questa è la funzione del processo di scoperta imprenditoriale, che contiene questa scoperta, deve contenere uno stupore e una novità, e deve contenere l'accettazione di un cambiamento anche, e questo anche ce lo ricordava in apertura la collega Uliana. Presi questi elementi dai gruppi di lavoro, l'amministrazione regionale elaborerà una proposta di vision, sempre per restare con terminologie inglesi, e questa la sta elaborando all'interno e la sta condividendo all'interno del comitato di direzione. Quindi ci sarà un'elaborazione entro il 22 dicembre e una condivisione in comitato di direzione, che è la riunione di tutti gli apicali delle direzioni centrali, entro il 31 gennaio. Poi un altro criterio per selezionare quello che arriva dai gruppi di lavoro sarà utilizzare dei criteri di prioritizzazione, che saranno anch'essi definiti dalle strutture coordinatrici entro il 15 gennaio. Quindi ci sono due processi in corso, l'apertura e l'individuazione dei criteri per fare poi una selezione. A questo punto ci sarà un coordinamento di elaborazione da parte di agenzia e Area Science Park, chiaramente con le strutture coordinatrici e il segretariato tecnico, di un documento che propone l'aggiornamento delle aree di specializzazione e delle traiettorie di sviluppo a partire da quelle esistenti. E su questo abbiamo un termine molto stringente, che è i primi di febbraio 2021. Chiedo a Masoc se ho correttamente riportato quello che sarà il percorso. Quindi, come vedete, un momento di sintesi e di, diciamo, di capire anche quello che possiamo portare avanti dentro i vari programmi ci sarà. Ho visto la domanda di Sandro all'interno della chat su qual è la numerosità e il peso delle aziende, quanto pesano le aziende dei cluster sul totale delle imprese regionali, quanto pesano quantitativamente. E su questo io devo dire, ci sono due possibili risposte. Quante sono le aziende iscritte o socie o partner dei cluster? È sicuramente una parte, ma non significativa, non significativa sulle 90.000 aziende che abbiamo a livello regionale. E dall'altro lato invece quante aziende, fra virgolette, sono rappresentate nell'ambito di attività attuale dei cluster, e posso dire che in questo caso, con la vecchia classificazione con i codici Ateco, sicuramente andavamo a coprire un ambito molto significativo delle imprese regionali, se non altro perché c'erano 3 forti specializzazioni che hanno tante aziende, che sono la metalmeccanica, la siderurgia, la metallurgia e il sistema casa, il mobile, arredo. Quindi su queste chiedo ai cluster se vogliono fornire qualche dato in più sul peso delle imprese nell'ambito che loro coprono. Rompo io il silenzio, tanto qualcuno deve farlo. Allora, noi siamo nati appunto, essenzialmente abbiamo avviato l'attività formale da 2 mesi. Il kick-off, anzi la conferenza stampa è di una settimana fa, quindi siamo appena nati. Posso dare i numeri invece regionali. Sono oltre 5.000 aziende riguardanti le creative industries, ma sono convinto che ce ne siano anche di più, nel senso che l'analisi fatta delle oltre 5.000 aziende è legata a determinati settori, mettiamola core delle creative industries, mentre ce ne sono altri che possono essere inclusivi. Quindi verosimilmente siamo sui 6.500, 7.000 imprese aziendali, con 34.000 addetti al fine 2018, inizio 2019. Bisognerà andare a fare la conta e la verifica, una fotografia dinamica, work in progress anche dopo il Covid. In questo momento stanno aderendo diverse, mettiamola così, decine di imprese. Non rappresentiamo sicuramente un numero di maggioranza delle imprese regionali, ma
per ovvi motivi, anche perché appunto siamo nati da pochissimo, però i settori sono tutti rappresentati e anche all'interno di quelli che sono gli stakeholder definiti insieme con la regione proprio per fare l'attività sulle S3, ci sono essenzialmente tutti i settori. Grazie Sergio. Ci sono altri ulteriori elementi su questo? Possiamo comunque impegnarci a pubblicare una tabella con quello che è la situazione attuale che ci rappresenta il singolo cluster, sempre ricordando che il cluster oggi rappresenta un'area di specializzazione abbastanza, se vogliamo, delimitata, perché poi l'abbiamo dovuta declinare in codici Ateco nei vecchi bandi, ma i tavoli tematici oggi hanno tutt'altra diciamo tutt'altra latitudine, proprio alcuni hanno dei temi che non sono nemmeno riferiti a uno specifica, diciamo, a uno specifico settore produttivo come per esempio ambiente ed energia. Posso dire, integro un attimo questa visione. Il cluster non è un'associazione di categoria e non è un'associazione di categorie, collabora con le associazioni di categoria, quindi ha delle logiche diverse rispetto a quella che è l'adesione o meno. Nell'esperienza io ho sempre imparato che le imprese di qualsiasi tipo siano non amano essere categorizzate, magari amano la semplificazione di alcune strategie, ma non essere incasellate esattamente in un unico settore. Ci sono esperienze dove un'azienda può partecipare per esempio a diversi cluster perché si sente tale o aderire a progetti di diversi cluster o diversi settori a seconda di quello che in quel momento è la sua prospettiva di sviluppo sia interna sia, mettiamola così, di sviluppo di materiali, prodotti o di filiera. Quindi in quest'ottica il ragionamento di qual è la rappresentatività di un cluster o meno non ha gli stessi parametri dell'associazione di categoria perché non è un'associazione di categoria ma collabora con le associazioni di categoria. È un paradigma un po' differente. Concordo pienamente. Poi in Friuli Venezia Giulia l'abbiamo un po' definiti nel rilancio impresa e quindi effettivamente sono gli importantissimi snodi di tutta la progettualità che può riguardare un'area di interesse per le politiche regionali, quindi sicuramente è una cosa diversa. Ho visto tra l'altro nella chat, vi chiedo ai gruppi di lavoro che possono avere coerenza con questa richiesta di adesione e di disponibilità di farsi carico di contattare il settore del wedding che trovate in chat di riferimento, che ci ha mandato Federico Beltrame, sicuramente un settore che anche in questo momento sta avendo delle ricadute pesanti, per cui assolutamente va tenuto in considerazione. Credo di potermi rivolgere al cluster creatività, ma anche al turismo e anche forse alle dinamiche in qualche modo del Made in Italy. Quindi voi tre, insomma, prendete in carico questo tema. Sicuramente confermo. Grazie Antonio. Sì, confermo anch'io. È proprio un bel esempio di trasversalità. Sì, assolutamente. Non so se Carlo Piemonte e Antonio Bravo volevano dare un riscontro all'attenzione che ci viene richiamata alle problematiche della montagna, filiera legno, bosco e turismo da parte di Ezio Lugnani. E poi direi che non abbiamo altri interventi in chat e quindi io andrei a concludere. Antonio, credo che un'attenzione sulla montagna sia assolutamente presente, se penso solo ai lavori che stiamo facendo sul DDL. Prego. Sì, difatti al di là dei lavori del DDL, vediamo di attivare anche il video di nuovo, al di là dei lavori del DDL volevo segnalare che Promoturismo ha in piedi un piano montagna 365 che prevede degli investimenti cospicui nei prossimi anni, anche per quanto riguarda la montagna, diciamo, che deve essere vissuta al di fuori della neve e della capacità di praticare lo sci. Quindi ecco che tutti questi investimenti dovranno comunque considerare anche la qualità dei materiali, per cui al di là, diciamo, degli impianti di risalita, ma anche un'attenzione
per quanto riguarda le strutture ricettive, alla qualità dei materiali che utilizzano, la metteremo anche nei prossimi regolamenti, credo, nel senso che andremo a, non dico condizionare, ma a fornire forse dei punteggi maggiori a coloro che utilizzano del legname che proviene dalle nostre zone, chilometro zero, certificato, perché conosciamo bene l'importanza di assicurare anche una continuità a questa filiera, che altrimenti va dispersa e perde il valore, diciamo, al di fuori della nostra regione. Per cui sì, da questo punto di vista mi sento di garantire. Poi insomma anche con Carlo Piemonte abbiamo dei contatti già da tempo, per cui insomma avrò modo di approfondire anche con lui le migliori modalità per intervenire su questo. Benissimo. Grazie a tutti. Allora sapete che vi riceverete tutti i materiali più i report relativi agli esiti del questionario. Invito tutti a iscriversi ai nostri canali di comunicazione in modo da avere comunicazione di tutti i passi successivi. Trovate anche la newsletter sul sito dell'agenzia www.lavorimpresa.fvg.it e con l'occasione approfitto e vi invito la settimana prossima, il 9 dicembre alle 17:30, un'iniziativa che parlerà di Advanced Manufacturing Valley, una visione di sviluppo per il nostro territorio regionale. Buona serata a tutti e grazie davvero per la partecipazione attiva e interessata. Grazie, buona serata. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci. Arrivederci.